Sesta corsa del programma, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio. Sono 7 al via: Evita Lakshmi, Eli dei Greppi, Evita Tuns, Liseana, Excelsior, Excellent Bane in seconda fila, Eleganza AV. Favori per Eliseana numero 4 che parte molto svelta, all'esterno veloce anche Excelsior, ma è Eliseana che conquista il comando e rompe invece Evita Lakshmi, serra sotto Eli dei Greppi e così Excelsior va in terza posizione a precedere Eleganza V. Prende subito margine di vantaggio Eliseana che completa in 14,3 i primi 200 di gara e guida con una decina di metri di vantaggio su Eli dei Greppi ed Excelsior che è in terza posizione. Però ora c'è la progressione esterna da parte di Evita Tuns, che è l'errore improvviso di Eliseana quando era al comando a metà della 4, seconda piegata e così al comando rimane Eli dei Greppi. Eli dei Greppi in testa dopo 600 metri di gara, viene attaccata con decisione da Evita Tuns che si avvantaggia e passa al comando e completando il primo giro di corsa in un minuto secco. Ora esce all'esterno Eleganza AV. Eleganza AV progredisce con decisione su Eli dei Greppi e tenta l'aggancio con la nuova leader Evita Tuns, ha spostato anche Excelsior, il chilometro se ne va in 1:15,2. Uscita di scena clamorosa della favorita che ha sbagliato sulla seconda piegata, così senza alcun motivo apparente. Intanto Eleganza V sta attaccando, sta passando a 400 dalla conclusione, è seguita da Excelsior, mentre cala Evita Tuns. In vantaggio c'è Eleganza V nei confronti di Excelsior. Eleganza V allunga, Excelsior in seconda posizione, gli altri lottano per il terzo. Completamento delle piegate, ingresso addirittura d'arrivo, Eleganza V nettamente in vantaggio. Excelsior in seconda posizione, prova Excelsior nel finale su Eleganza V che è ancora a buon margine. Excelsior guadagna, ma Eleganza V ha ancora sufficienti energie per respingere l'avversario e vince in 1:14,2 con 29,6 a chiudere. Il secondo posto per Excelsior, mentre al terzo chiude ancora Evita Tuns. La vittoria quindi per Eleganza V e Manuel Pistone per conto del fratello Giuseppe Pistone della scuderia USC SRL. Andiamo a rivedere il bel primo piano di Eleganza V che, nonostante il numero in seconda fila, è riuscita a emergere nel finale precedendo un comunque valido Excelsior che chiude al secondo posto davanti a Evita Tuns.